la quarta edizione dell'Amore Conta, creata da Davide Napoletano, abbiamo qui con noi Gennaro Di Crescenzo e Giuseppe Costantino. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera a voi. Allora, come prima domanda è quella più spontanea, insomma, per lei è la prima volta, per lei invece la seconda ormai. Che emozione si prova ad essere qui su questo palco a questo evento di beneficenza? Allora, sicuramente essendo la prima volta è un evento che parla di solidarietà, quindi quando c'è solidarietà sicuramente è una cosa che prende al cuore sia a noi, al pubblico, agli organizzatori, quindi sicuramente è una cosa bella da portare avanti anche per gli altri eventi, sperando che ci possa anche io esserci, e sono onorato di essere qui per questa grande manifestazione. Invece lei ha già rotto il ghiaccio, però che emozione si prova di essere qui ancora una volta a sostenere, diciamo, questo evento? Beh, diciamo è sempre la stessa emozione, è una bella emozione perché comunque credo che questi eventi siano importantissimi, soprattutto chi fa spettacolo deve sempre aderire a queste tipologie di eventi, cioè l'arte a servizio proprio della beneficenza è bellissimo. A proposito di arte, voi vivete di arte, quindi com'è stato, diciamo, noi ormai dobbiamo fare quasi i conti con la fine dell'anno, come pensate che sia andato il vostro anno artistico e cosa invece vi aspettate per il futuro? Beh, credo che è stato un anno artistico abbastanza interessante, ci sono stati progetti di ogni genere, da cortometraggi di cui sono stato regista a progetti radiofonici e web che sono andati alla grande, quindi credo che sia stato un anno positivo e ci aspettiamo di andare sempre meglio per l'anno nuovo. Lei invece? Per me invece è un anno che è andato veramente bene, infatti dopo Casa Sanremo, dove ho acquisito il terzo posto, la prossima mia tappa è il Festival di Napoli, che si farà al Polipetrama il 5, 6, 7 dicembre. Poi ho conosciuto lui quest'anno, quindi per me già è un grande anno. Annunzio, salutiamo anche Annunzio che è bellino, che comunque alla fine è impegnato, ci saluta e ha avuto un contrattempo, però comunque lo salutiamo alla grande. Noi invece vi auguriamo un grosso in bocca al lupo per il futuro e un saluto agli amici di Street News e ai vostri fan, ai vostri amici. Un bacio con musica per Napoli da streetnews.it e anche a tutta la famiglia Napoletano. Un bacio a tutti i seguaci di Street News e al direttore Davide Napoletano.